Sono i soldi del fondo che ogni anno i sindacati mettono per dare la possibilità ai nostri collaboratori di farsi le ferie estive e per quindi chiamare in servizio con qualche euro in più i colleghi che magari le ferie hanno già fatte. Parte dai 250.000 euro stanziati per coprire i turni nel periodo estivo il direttore generale Benazzi, replicando punto per punto alle considerazioni della CGIL in presidio davanti Villa Carisi. Per quanto riguarda le graduatorie degli operatori sociosanitari al centro del sit-in della mattina, abbiamo mandato via ulteriori 54 telegrammi, spiega Benazzi. Siamo arrivati a 300 assunzioni su circa 580. Non possiamo andare oltre perché noi come ULSS siamo in rete con altre realtà, case di riposo, centri per disabili, centri diurni per anziani che per le loro attività possono contare sugli OSS. Se noi andiamo a svuotare tutta la graduatoria, a parte che non servirebbe tutta la graduatoria, noi mettiamo in ginocchio i centri servizi, cioè le case di riposo. E non è nostra intenzione, perché il sistema sta in piedi proprio perché c'è sinergia tra le parti. Attendiamo ovviamente che ci siano nuovi che afferiscono, perché una buona parte di questi che hanno partecipato sono anche persone che sono già in case di riposo, quindi anche noi non possiamo mettere in ginocchio un sistema. Altro punto, quello delle graduatorie del personale amministrativo. Stiamo chiamando anche come personale amministrativo, ovviamente tante persone chiamate stanno lavorando da altre parti, comunque i telegrammi sono partiti e quindi il problema degli amministrativi lo stiamo risolvendo. Per quanto riguarda invece gli infermieri, abbiamo finito la graduatoria di azienda zero relativa all'ULSS 2, sono partiti, chiarisce il direttore generale, tutti i telegrammi, una parte di questi è impiegata in altre ULSS e prima di spostarsi deve dare i 3 mesi di preavviso. Adesso faremo ovviamente un concorso a tempo determinato, però ricordo ai sindacati e ricordo a tutti che dobbiamo aspettare novembre, cioè quando si laureeranno i nuovi infermieri.